Quel documentario è pura propaganda, non lo dice Paolo Ermano, ci sono persone e competenze molto più alte delle mie che l'hanno detto, tra cui per esempio l'Agcom. Nel caso dei bambini del Donbass, se ho letto bene, si racconta di come gli ucraini siano così cattivi da far combattere i bambini ucraini contro i russi, dimenticando che sono i russi che hanno invaso l'Ucraina, e come anche i bambini russi siano costretti a subire i bombardamenti degli ucraini, dimenticando che questa cosa praticamente non avviene. Questa cosa qua non è libertà di pensiero, questa è propaganda, questa è una cosa schifosa che viene raccontata, e il fatto che ci siano persone delle istituzioni pubbliche che hanno giurato sulla Costituzione italiana e si fanno promotori di questa azione qui è vergognoso. E il fatto che sbandire una parola libertà su un tema del genere è ancora più avvilente. L'albergo là di Moretti, in quanto albergo, nel senso pubblico, per cui per quanto possa chiudere la manifestazione e renderla privata, però di fatto è un esercizio pubblico, non è a casa di Stefano Salmè dove invita degli amici e dice vediamo questo documentario, che è una cosa legittima, ci mancherebbe, ognuno può farlo, ma lo vuoi fare con un'evidenza pubblica, invitando persone che non sono, ci hanno detto tutti i tuoi amici, per cui tu sostieni propaganda di un regime totalitario e violento. Condivido, ascolto con piacere, condivido, però vorrei ricordare che Salmè è uno dei vostri, tant'è vero che il ruolo di presidente della Commissione Statuto e Regolamento a Salmè è stato affidato esclusivamente con i voti della maggioranza, perché in quella seduta l'opposizione si è astenuta indicando l'inadeguatezza dell'indicazione. Consigliere Govetto, in questa situazione mi sembra che il tema sia un po' più alto delle piccole schermaglie fra di noi e dei piccoli giochi politici. Sì, ma tutto si tiene, la coerenza, certo, ma certo tutto si tiene, arriviamo tutto. fino a tutto, certo si tiene tutto, ma qui insomma, come dire... Presenti una mozione di sfiducia contro Salmè come presidente della commissione del Consiglio Comunale, vedrà che noi la sosterremo.